Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audio video giornale con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. E apriamo dunque con un uomo di 78 anni, Giorgio Marchette, morto in un'esplosione avvenuta questa mattina intorno alle 10:30 nella sua abitazione di via Gere a Pordenone, dove si era verificata un'esplosione. Secondo una ricostruzione, l'anziano si trova nel capanno situato nel giardino di casa e stava armeggiando un residuato bellico. Evidentemente deve aver sbagliato la manovra, per cui l'ordigno gli è esploso tra le mani, uccidendolo all'istante. Sul posto sono giunti il personale sanitario, i vigili del fuoco, gli agenti della questura, che hanno richiesto l'intervento degli artificieri di Trieste perché bonifichino la zona. Gli investigatori stanno cercando di individuare la provenienza dell'ordigno e le eventuali responsabilità di terzi. E adesso cambiamo argomento, ma rimaniamo in provincia di Pordenone. Un'anziana donna di 81 anni è deceduta questa mattina a San Quirino in seguito a un incidente stradale. È stata investita da un furgoncino mentre camminava a piedi. Inutili soccorsi sul posto il 118 con ambulanza e elicottero. Rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Aviano. Al vaglio chiaramente le cause e la dinamica del tragico sinistro. Adesso ci spostiamo a Codroipo. Verso le 14:10 di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Codroipo è stata allertata per il soccorso ad un uomo che era stato visto accasciarsi nei campi in zona Malosarie. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, primi soccorritori a raggiungere il luogo dell'intervento, hanno trovato l'uomo privo di sensi e hanno immediatamente iniziato ad applicare le tecniche di primo soccorso sanitario. All'arrivo del personale sanitario, il malcapitato aveva ripreso i sensi. Chiaramente ringraziamo i Vigili del Fuoco per averci inviato immediatamente anche le foto dal luogo in cui è stato ritrovato l'uomo. Ripetiamo, è stato per fortuna salvato, grazie anche alla professionalità dei Vigili del Fuoco. E adesso andiamo in montagna. La stampa ha recentemente riportato alcune notizie circa una presunta aggressione di lupo ai danni di un abitante del comune di Malborghetto Valbruna. Il reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio stanno conducendo con la locale compagnia attività di indagine finalizzate a chiarire l'evento. Le notizie di stampa che riporterebbero dichiarazioni dirette della presunta vittima dell'aggressione, nonché sue considerazioni in merito al problema della convivenza fra uomo e lupo, sono all'attenta analisi degli esperti. Quanto riportato dall'uomo sembra incompatibile con il comportamento di un lupo o di un presunto ibrido. Fino ad ora, fa sapere nella nota l'Arma dei Carabinieri, in Italia tutte le segnalazioni di aggressione nei confronti di uomini si sono rilevate infondate e in alcuni casi hanno determinato denunce presso l'autorità giudiziaria per procurato allarme. E adesso andiamo a vedere la situazione del Covid per quanto riguarda i numeri. 9.793 tamponi molecolari, sono stati rilevati 853 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,71%. Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 25% dei nuovi positivi. Si registrano 6 decessi. Si tratta di un uomo di Sacile di 85 anni, una donna di 84 a Trieste, una donna di 84 di Udine, un uomo di 81 di Pordenone, un altro di 81 anni di Trieste e uno di 58 di Brugnera, tutti deceduti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, in altri reparti sono 285. Tra l'altro, ecco che ci scusiamo perché c'era saltata la battuta della notizia, sono inoltre 15.635 test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati verificati 111 nuovi casi, pari allo 0,71%. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di manovra finanziaria, le dichiarazioni che è stata approvata, e allora andiamo a sentire le dichiarazioni dell'assessore Barbara Zilli. Zilli, siamo verso la stretta finale per quanto riguarda i documenti finanziari della Regione, in primis la stabilità.
Sì, è un lavoro molto intenso quello che sta occupando il Consiglio regionale, siamo convinti che verrà apprezzato il grande impegno che abbiamo messo in termini finanziari per dare non soltanto risposte a tutti i settori della comunità regionale, ma anche per dare una spinta ulteriore, vocata all'innovazione e alla competitività di questo territorio, con ben 266 milioni in più rispetto alla finanziaria approvata l'anno scorso, a vantaggio di iniziative di investimento strutturale per il nostro territorio. Come giudica la dinamica consigliare? In realtà si arriverà all'approvazione probabilmente a notte fonda. È una consuetudine la maratona della finanziaria, io credo che sia corretto nella dialettica maggioranza-opposizione mantenere questa correttezza e responsabilità che vedo sinora e in ogni caso che sia giusto fare in questo momento gli approfondimenti dovuti. Chiaramente l'intervista c'è giunta oggi, ma è stata registrata ieri sera, poco prima del termine della manovra finanziaria, la famosa maratona che si è conclusa intorno alle 2 di questa notte con l'approvazione appunto della legge di bilancio. Chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon sabato pomeriggio. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.